Di cosa vogliamo parlare? Ti ho visto là dietro che eri un attimino concentrato. Stavi pensando per caso alla trasmissione di domani? No, ricordiamola. La trasmissione di domani alla Catalla, lo sapete, ogni giorno, sì, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14:15, Giuseppe Castiglia, Claudio Fallica. Vabbè. E i messaggi, tanti messaggi dei nostri ascoltatori. A che cosa stavi pensando? No, stavo pensando a una vecchia barzelletta, perché proprio l'altro giorno ne parlavo, sai, capita che per strada incontri le persone, ognuno ha la propria, no? C'è chi che ha preferito una barzelletta che magari l'ha sentita chissà quanto tempo fa, ma ci arrestava un Bressa, no? Che poi altri non è che quella famosa barzelletta che peraltro va fuoriano su YouTube, tu sai che ormai YouTube è piena di filmati anche di insieme, c'è addirittura un canale apposito, si chiama Insieme Channel, e beh, anche questa barzelletta... Dal quale ho tratto il filmato che ti farò vedere a sorpresa tra una ventina di minuti, preparati perché è molto carino. Ah sì? Sì, sì. Angetto, mi preoccupare? No. Hai fatto cose brutte qui? Mai. C'è la coscienza a posto? No, per carità, noi qua siamo precisi. Assolutamente. Se non che, dicevo, la barzelletta è quella di questo signore che meschino era un cristianazzo, era mese 90. Sì. Bello, un bostato, quello che da noi si chiama Mbilere. No? Sì. Bello, un corazziere. Sai di chi sta un bostato mese 90, simpatico, mascella di chi sta, sai, bella che ti anda a mozzo con te venuto tetono, non è che è una cosa normale, no? Una mascella proprio d'acciaio. Insomma, tutto muscoloso, però aveva questo difetto meschino, questa pecca, che era la voce. C'aveva sta voce, Salvo, sai, proprio una cosa sottile. Hai presente che ti posso dire i cugini di campagna? Che saranno con noi martedì della prossima settimana, mi hai dato lo spunto. Sì, i cugini di campagna, questa voce... Io ricominciate no, mi dai lo spunto. Perché ti appoggio, no? Ti do lo spunto. Martedì della prossima settimana, sì. Ora, come tu sai, il cantante dei cugini di campagna canta con questa voce, no? Falsetto, per cui vedere sto cristianazzo, bestione, che arrivava la mattina al bar, entrava, uno che non usciva diceva, quant'è? Come chi sottraseva, arrivava al banco, tagliava al banconista. Un caffè! Non è bello, non è bello affatto. Non è normale. Non è bello. I risolini, i risadelli, lo sfotteva, lo faceva, lui ovviamente non parlava con noi perché si affrontava questa voce, no? Un giorno finalmente venne a sapere che c'era il dottore che poteva risolvere il suo problema. Per cui arriva da picchia l'appuntamento, finalmente arriva all'appuntamento, come un trasito che viene il suo turno, che dice prego si accomodi, mi esponga il suo problema. Dice guarda dottore, purtroppo io ho questa voce fina, un dottore magari scattava a ridere, magari giusto proprio per deontologia professionale, a quando ci scattava a ridere, andava a faccia. Dopodiché dice vabbè, non dica altro, ho capito il suo problema. Dice io forse ho la soluzione al problema, dice però è una cosa in fase sperimentale, lo sai questi giapponesi che mentono tutto così, ci hanno mandato un apparecchio che pare che insomma possa risolvere questo problema, però è la prima volta che si usa, a suo rischio e pericolo. Dice dottore guardi io sono disposto a rischiare qualsiasi cosa perché con questa voce onestamente non mi sta nel personaggio, quindi la prego proviamo. Dice vabbè guardi io glielo faccio vedere, camera sta con me da bar, piglia sto scatolo, esce un oggetto Salvo di forma fallica. Vabbè, d'accordo. No, come fallica chi che fa alla catalla con me. Sì, perché c'è fallica che lavora con te. Claudio, di forma fallica nel senso. Quella è d'accordo. Una bottiglia di Coca-Cola di non diciamo altro, noi dobbiamo solo fare immaginare, nient'altro. Ci guardi questo, quando ho capito dalle istruzioni che ci sono anche in inglese, a quanto pare ci va inserito. Vabbè. Ci siamo capiti? Sì. Ci vai inserito. Vabbè. Ma non è che una cosa tanto. Guarda, le istruzioni queste sono. Così c'è scritto. Se lei vuole provare, proviamoci, se no, guarda, ognuno è libero di fare quello che vuole. Dice, dottore, sono disperato. Io voglio provare, però lei mi resta una mano. Dice, vabbè, guarda, ci proviamo assieme perché anche per me è una novità sta cosa. Avanti, si spogli, si metta sul lettino, mi raccomando. Dice, vado? Vado. Alleggio, vado. Alleggio. Alleggio. Perfetto. Funzionava. Ma io so che ero soltanto. Ci sembrerebbe. Ma sta piacendo, dottore. Quanto costa? Ma guarda, c'è scritto che 12.000 euro, non c'è problema, 12.500 euro ci regala lei. Complimento, dottore. Grazie, arrivederci. Ci canciamo magari l'atteggiamento, Salvo. Perché la voce è importante. Per quello domani a mattina la prima cosa uno va ieri dal bar. Uno l'ha picchiato poco per tutta la vita. Trase di Inza, come ho visto, c'è guarda qui c'è. Due bestione con la voce fine. Io arrivavo al banco, tagliavo il banconista, già l'atteggiamento era diverso. A fammi un caffè. Ma
un banconista dove andava giallo, ci vedono l'itterizia, per esempio quando ci viene la gialla, no? S'ammucciava, faceva finta che cercava qualche cosa da sotto, cercava sta giornata piglio coppa. Questo giustamente che aveva sta voce, cominciava a pigliare parola con tutto, no? No, perché io automaticamente, diciamo, fra dei quali, perché poi chi che non hanno parlato mai, non sanno a dire che ci mettono questi riempitivi, no? Di cui, automaticamente, fra dei quali, di cui. No? Perché io quando ero ragazzino avevo questa bella voce, di cui automaticamente, insomma, e parlavo con tutto, no? Una mattina scende al bar, tutti chi che già lo conoscevano, dice, oh, guarda qui c'è chi che aveva la voce fina, ci vuole avere una voce, cioè non si sa per dove ci viene questa voce, ma una voce che fa scandare. Io sto arriva al banco, da lì al banconista, fammi un caffè! Un'altra volta, come? Ma scordare la casa! Porca miseria, cerco il telefonino, stavo scordato il telefono, tutto cosa, ma una laia a testa! Cerca subito una cabina, trova 200 lire, 200 lire, 2 euro, che una volta, picca 2 euro, di gusto, andava alla cabina, comincia a chiamare a casa, giustamente, come picchiava lì, dice, pronto Maria, sua moglie, Maria, senti, vedi che sopra il comodino, nella stanza letto, c'è chiesto da cosa, che mi resta il dottore, cerca la viera con me. La moglie era rabbana, senti bene, è mia che mi sta contando. No, ma non è possibile, vabbè. No, dico una barzelletta, insomma, abbastanza strana, particolare, perché c'era questo che stava andando al lavoro tranquillamente, aveva la sua bella macchina, 7:30 del mattino, il suo viale alberato, c'era un solito semaforo che non agliava sempre rosso tutti i mattini, si ferma al semaforo come sempre aveva fatto, improvvisamente accanto a lui arriva uno con una bicicletta. Ma sai, visto, con una bicicletta è una cosa normale, non è che era una bici da competizione. Una bici, non meglio identificata bici, arriva, se ci ferma vicino, c'è Toppolia, proprio ci bussa nel finestrino, che lo sai, mungivo bottoni. Ci prego, che non andare a bicicletta, o da lei non la faccia, cornuto. Non può essere. Cioè, gli ha bussato e gli ha detto questa parola così, a freddo. Magari chi dovesse, non può essere. Certo, non può essere. Uno che... Ci prego, cornuto. Proprio gliela... Cioè, è un italiano, capace non mi capisce, no? L'ha spiegato meglio, sì. Cornuto. Chi lo sai che la macchina non sapeva che fare, ma insomma, sentisse aggredito. Sai, uno certe volte non sa per reagire. Allora stavo abbabbanuto, no? Per cui la prima cosa che pensavo ora fare, come ho visto il video, giusto, mi sa prima e scappavo con la macchina, no? Basta, arriva al secondo semaforo. Oh, manco 2 secondi dopo arriva chi con la bicicletta che aveva la pandacciata. Si è avvicinato. Non c'era più un'altra volta. Mi dica, cornuto. E a sto colpo piglia la bicicletta e stanno ido, no? Io non stavo con la macchina fermo, dai. Sai, ci pensavo tutta la giornata, stato. C'aveva sto fermo nella testa. Chiedo che l'avevo fermata al semaforo e per ben 2 volte l'aveva per giunta assicurato e ci aveva detto cornuto così in maniera decisa che io quasi quasi se ne convincivo. Come tornava a casa, la prima cosa come trasivo sua moglie, che amore, hai tornato? Votato, non mi chiamare amore, senti? Ma amore, che cosa ti ho fatto, scusami? Che cosa mi hai fatto? Mi hai fatto le corna? Sì, io? Amore, ma come? Sono 12 anni che vivo con te, tutti i giorni con te, sempre leppata con te, gioia, non traso, non escio, non posso ir a fare manca la spesa che me la portano con furgone, ma gioia, ma scusami, come te le dovessi fare queste corna? Ma poi di uno di vinni questa cosa? Ma ci sai cara, ci parranno con te, vai, te lo devo dire, vai, mi stai sentendo, magari un cretino, ci oggi pensa che era al semaforo, ci viene uno con una bicicletta, si fermava, ma dopo le auto, non lo viso, ci mette le auto dall'occhio così deciso, ci mette le auto proprio fisse e mi disse cornuto. Sì, allora, ma morisse così deciso, non solo, poi io scappai con la macchina perché mi disse aggredito, ci chiesto ma secondavo un secondo semaforo, la pandacciata, ma le auto sempre più deciso, mi disse cornuto. Sì, allora che cosa vuol dire questo? Ma lo sai, io mi disse così proprio, ma passa, è vero? Come? E perciò tu ti fidi di uno che ti ferma per strada così che non conosci, lo conosci tu? No, non l'avevo visto mai. E allora? E di tua moglie, 12 anni che ti faccio la schiava? Che mia madre mi chiama Isaura ormai. Manco Sarita mi chiama più. Ormai sono la schiava Isaura in questa casa. Devo dire per giunta dopo 12 anni, perché mi dici che ti faccio le corna, perché uno sconosciuto ti ferma e ti dice cornuto e tu ci credi. Ma cose da pazze, va. Non mi parlare per una settimana. Come minimo, giusto? Certo.
Basta che io so effettivamente passavo una malanottata, ma come ci può tenere a mia moglie una cosa echista quando un cretino che non sa giocare si ferma e mi dice quando io ci credo. Dice, ma cosa da pazzi? Basta, piglia la macchina domani mattina, sta per andare al lavoro, semaforo solito, se ci ferma uno che ha bicicletta sempre chiedo, ci dopo lì, tu, e non la può finire, ci prego, cornuto, Allora, gli spioni. va bene, va bene. Purtroppo chi vuole intendere intende. Basta, Giuseppe basta, Castiglia, grazie, d'accordo, vabbè. Così è. Chiudiamola qua.